illustrare Giuseppe Senese. Buonasera Giuseppe, buonasera. Ciao. Buonasera a Peppe Senese. Peppe, tu hai fatto un libro veramente eccezionale, facciamo i complimenti ancora anche al nostro Michael Jackson, è stato eccezionale, veramente complimenti ancora di cuore. Bravo, fenomeno. Bravo. E questo è show napoletano. Ha soli 18 anni. Sole 18 anni, È complimenti difficile veramente. Michael Jackson come personaggio. Speriamo di averti sempre qui con noi all'interno del nostro parterre, perché sei veramente eccezionale. Giuseppe Senese, posso? Prego. Se la telecamera viene a me, io volevo presentare Giuseppe Senese, che già è stato nostro ospite, perché ricordo che stasera è la 16ª puntata di Show Napoletano, abbiamo preso una breve pausa natalizia, ma poi non ce la facciamo sta senza voi, la dico proprio napoletanamente, l'uomo che scriveva al lupo di Giuseppe Senese. Come dicevo la scorsa volta, Peppe veramente è eccezionale, perché anche lui ad un'età molto giovane ha fatto un libro di 385 pagine. Che non sono poche. Che non sono poche. Peppe, dove l'hai presentato? Io so che c'è stato oltre a Show Napoletana anche un luogo dove tu l'hai presentato. Sì, allora diciamo che l'ho presentato prima presso un'animazione a Cercola e poi l'ho presentato successivamente a Roma insieme a una mia collega e autrice, diciamo, che appartiene alla mia stessa casa editrice, Silvia Brindisi. La casa editrice è LFA Publisher. E praticamente si sta muovendo molto per noi autori e quindi mi sento di ringraziarli ancora pubblicamente, anche perché sono una casa editrice giovane che però tiene molto agli autori e quindi è anche molto, diciamo, predisposta ad aiutarli e soprattutto non chiede niente come contributi. Ed è quindi una casa editrice non solo giovane e molto attiva, ma anche abbastanza, diciamo, chiara nei propri intenti, e cioè quello di mettere l'autore in primo piano. Bene. Ci parli un po' di questo libro? Ci parli un po' del libro, della storia? Sì, allora, praticamente come ho già presentato l'ultima volta, cioè la prima volta che sono venuto qui, il libro praticamente si incentra sulle, diciamo, vicende di Daniele Salviati, che è un ragazzo di circa 20 anni, che praticamente si ritrova a prendersi una cotta improvvisa per una ragazza conosciuta per caso in un corso di grafica pubblicitaria. Diciamo che questo è l'incipit che porta alle vicende del romanzo, perché lui praticamente cerca di conoscerla, ma la sua, diciamo, timidezza e i suoi timori nel conoscerla e nell'avere delle eventuali delusioni lo frenano, fino a quando poi decide di fare il passo decisivo e quindi di conoscerla. E poi dovete leggere il libro, no? Poi dovete E poi, leggere il libro, il come finale dovrà essere E letto poi, come nel diceva libro. Sofia Loren, Speriamo Ma tutto vabbè, adesso. diciamo che Attaccata questo è viva. solo l'incipit, quindi diciamo... Una piccola trama. Sì. E poi deve cercare questa ragazza perché non la trova più, quindi fa varie Chissà dove sarà. Sì, Questa è una domanda particolare. Sì. Perché io come pubblico devo acquistare il libro di Giuseppe Senese? Allora, perché diciamo che è un libro adatto a un pubblico molto ampio e soprattutto tratta di problematiche che colpiscono sia i giovani sia, diciamo, le persone un po' più, diciamo, Quindi è adatto per qualsiasi target di persone. Esattamente, perché diciamo che Daniele non è l'unico personaggio del romanzo, ma ci sono anche altri personaggi che aiuteranno Daniele all'interno delle sue vicende, sia in maniera positiva sia in maniera negativa. Quindi diciamo che sia l'incedere della trama, sia molti significati sia nascosti sia non, lo rendono molto appetibile per un target abbastanza ampio di persone. Quindi, diciamo, Giuseppe, ma noi sappiamo che tu hai preparato anche un video, giusto? Mi hanno detto bene? Sì, Lo possiamo vedere? Se la regia è pronta. Siamo curiosi. Siamo curiosi, vediamo il video? Vai regia. Ok. E benvenuti alla nuova presentazione dell'uomo che scriveva al lupo e come potete intuire abbiamo qui l'autore che è Giuseppe Senese. Farei un applauso di incoraggiamento.
la splendida cornice in piazza Plebiscito, però questa non è la prima presentazione che viene fatta del libro, infatti già è stata fatta una firmacopie a Roma e un'apparizione alla trasmissione televisiva Prima TV Napoli, però prima di cominciare l'intervista vera e propria parlaci un po' di te, di cosa tratta il libro. Allora, diciamo che sono uno scrittore emergente che un paio di anni fa, anzi un anno fa, ha deciso di iniziare a scrivere in base a una ricerca di domande e di risposte in merito ad un'esperienza personale che ho vissuto. Il lupo non è la persona di cui Daniele si prende la cotta, non mi piace parlare di innamoramento, preferisco ancora parlare di infatuazione. Si distacca, quindi magari chi ha apprezzato questo libro spero che attenderà in maniera abbastanza con molto entusiasmo questo sequel, prequel che chissà un giorno arriverà. Va bene, allora noi attendiamo la prossima opera, qualsiasi essa sia, e quindi niente, la nostra intervista si conclude qua. Grazie per essere intervenuti. Un ringraziamento ovviamente a Giuseppe Senese per aver partecipato, quindi ci vediamo alle prossime presentazioni. Arrivederci. Eccoci qua. E Quindi avete visto che sul finale c'era la sua firma, colui che ha curato anche le grafiche che potete vedere sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, Show Napoletano, sono di Ciro Scialò, c'era la tua caricatura fatta proprio da Ciro Scialò. Allora, signori, Giuseppe Senese, l'uomo che scriveva al lupo, eccolo qui, lo potete acquistare, anzi lo dovete acquistare, perché veramente la cultura va aiutata, la persona per bene va aiutata, coloro che fanno sacrifici per promozionare arte, cultura, spettacolo, teatri e quant'altro vanno veramente aiutati, quindi con un vostro contributo aiutiamo l'arte e la cultura ad andare avanti. Giuseppe Senese, grazie di essere stato con noi, grazie a te. Ti aspettiamo grazie per la mille, prossima. ti aspettiamo alla prossima, non mancare mai. Grazie a voi. Adesso è il Adesso momento di andiamo ascoltarci avanti.